il professor Alessandro Orsini. Il diritto internazionale, da che mondo è mondo, non conta nulla quando scoppia una guerra, quindi francamente trovo tempo perso parlare del diritto internazionale. Conta soltanto la legge del più forte, questo noi lo vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi. Che cosa vuole fare il nostro Presidente del Consiglio? Offuscare la realtà. Quanto tempo dovrà durare questo? Offuscare la realtà. Quindi io vorrei spiegare come si faccia la pace. La pace si fa attraverso 3 mosse fondamentali. Ora io vorrei fornire le prove. Il tavolo della pace. Documentate di questa mia affermazione. Io dico questo: noi dobbiamo fare la pace. Ci possiamo sedere intorno a un tavolo, il tavolo della pace. Tavolo della pace. Avere un dialogo con un ambasciatore del suo calibro, quindi vorrei dirle però che non sono d'accordo con lei. Tanto sono affascinato dalle differenze, io sono uno studioso e attribuisco più importanza alla sostanza. Quando il Papa dice siete pazzi, siccome ormai si dice qualunque cosa, no? È la NATO che è dentro questa brutta storia. Il sistema internazionale è fatto di parti interconnesse dove ci sono delle superpotenze e degli stati satelliti. Agli stati satelliti come l'Italia è concessa una autonomia relativa in campo economico e in campo culturale, ma non è concessa alcuna autonomia nel campo della sicurezza internazionale. Perché io sto facendo vedere il processo di costruzione sociale della menzogna. Io sono uno studioso, mi attribuisco più importanza alla sostanza. Le sto spiegando come funziona il sistema internazionale, quale sia il rapporto tra uno Stato satellite e una superpotenza. Le sto dicendo che nel campo della sicurezza internazionale l'Italia non ha nessuna autonomia. E che cosa mi possono fare? Io non ho niente. Niente. Se voi volete sapere come si faccia una guerra lampo, dovete leggere per esempio il libro di Martin Gilbert. È un'operazione di psicologia collettiva. Collante di qualunque comunità umana sono le emozioni e i sentimenti. E che cosa mi possono fare? Io non ho niente. Poi noi vogliamo raggiungere degli obiettivi, dobbiamo essere distaccati e quindi non farci sopraffare dalle emozioni. La società è un'arena conflittuale e il mondo della cultura in particolare è un'arena conflittuale dove si combattono continue battaglie, continui scontri, perché le forze che oggi noi dobbiamo fronteggiare e che si oppongono a una crescita degli spazi di libertà sono potentissime, perché la libera discussione può essere soffocata non soltanto attraverso la violenza e la minaccia, ma anche le offerte economiche, le offerte di guadagni
sempre crescenti. Dobbiamo pensare a quello che accade in un gruppo in cui si fa una terapia psicanalitica, la cosiddetta terapia di gruppo. È un momento in cui le persone sono libere di dire qualunque cosa. Quindi la prima domanda che noi dobbiamo porci è: ma in Italia oggi esiste una situazione discorsiva ideale? Chiaramente la risposta è no. Non ho paura di tutti i parlamentari messi insieme che mi attaccano. Non ho paura di tutte le università messe insieme che mi attaccano. Non ho la minima paura. Io sono un guerriero nel campo della cultura. Non ho la minima paura. Quindi non riesco a capire come qualcuno possa avermi rappresentato come una vittima. Questo è il senso profondo della vita di uno studioso. Non rido di tutte queste aggressioni che subisco, non mi sfiorano nemmeno. E perché io faccio tutto questo? Nessuna paura, tornerei a fare il cameriere, quello che facevo quando ero uno studente fuori sede, so fare tutto. Che cosa altro devo fare per farvi capire che non ho paura e che continuerò a parlare